Genesi, capitolo 19. La corruzione dei Sodomiti. Chi 2 angeli arrivarono a Sodoma quando stava scurando notte. Veramente Lot stava assettato innanzi alla porta della città di Sodoma. Vroom e verette, Lot si sussette e corrette per incontrare loro e si buttai con la faccia sua in terra, innanzi a dire loro ricette. Venite in da casa lo servo vostro. La passa da nottata, ve la farete i piedi e rimane. A prima mattina continua a ridere il cammino in coppa via vostra. No, rispondettero chi di due. Noi vogliamo passare la nottata rindollare la città. Lot invece, tanto si mettette a chiacchierare con loro e a consentettene e trasettene rinda a casa sua. Chi sta a parecchiare per loro un pranzo di ieri, facendo cuocere il pezzello senza crescere e loro si mangiano. Non servono manco ancora miseri in dolietta, quando l'intrasata tutto l'uomo che la città a tornare a casa di Lot. Era tutta gente che si prendeva la città di Sodoma. Gestivano i giovani, i vecchi e tutto il popolo. Chi si chiamavano Lot e le ricettano. Addo stanno quegli uomini che sono trasuti in casa di questa notte. Falla sci, in mezzo a noi, perché noi vogliamo approfittare di loro. Lot scette fuori, si fermava vicino alla porta e roba che aveva inserrata la porta ricetta a loro. No, frate mio, non facete una infamità a loro. Sentitemi, io tengo 2 figli, che non hanno ancora conosciuto nome. Lasciate che vi porto fuori, a così farete con loro tutto quello che vi parerà e piacerà, ma non facete nessuna infamità a chi stuomene, perché sono trasuti sotto l'ombra della casa mia. Tutta quella gente, invece le ricette, ma lieve da mezzo, chi sei venuto qua come un forastiere, ma vuoi fare pure il giudice in quello a noi, ma faremo a te peggio e quello che ne leva in capo e fa con loro, e vottandosi con violenza contro quell'uomo, contro Lot. L'accostai a essa per sfondare quella porta, e tanto che gli 2 uomini t'afferrai rinda in mano a loro Lot, e lo tirai rinda a casa, e inserrai nata da porta. Tutti quegli uomini che stavano innanzi alla porta e che la casa fu affuscata e accecata, hanno guardato a loro, tanto che non furono più manco più capaci e trovare la porta. A distruzione Sodoma, a liberazione Lot. Chi l'uomo ricettano tanto a Lot. Chi tiene ancora a insieme con te? O genere tuoi, figli tuoi, figli tuoi, tutte quelle che tieni in questa città, falla sci, insieme con te, rinda chi stupizza. Noi stiamo per zuffare la città, ho strilizzato contro loro innanzi al Signore, e assai rosse, e il Signore ci ha mandato qua, perché avevo zuffunato tutta la gente. Lot ha scelto per chi a parlare, che genere suoi, che avevano sposato figli suoi, e ricetta loro, aizzate, ascite presto, in chi stupizza, perché il Signore sta per zuffunare questa città sana. Nanza a lui che genere suoi sta cosa parette una pazziarella. Quando ancora solo non ne rispondate, chi l'angelo facettene pressa a Lot, dicendole: ma fa presso, piglia la moglie dei figli tuoi, che stanno con te, che esce presso, se non può essere arrunzato pure tu in da questa che sta città. E proprio perché Lot stava andando che gli uomini afferrarono per mano Lot, a moglie sua e 2 figli suoi, e penate a morire il Signore, mezzo a loro e facettene asci, e portarono fuori quella città. Roba che l'avevano portata fuori, una che gli 2 ricette. Fuggiti venne, se volete salvare la vita vostra. Non da votare a rete e non ti fermare in da schianata. Fuggiti subito in coppa immonda, si ci tiene a ti salvare la pelle. Lot invece le ricette. No, signore mio, se io servo tu ha trovato la razza innanzi all'occhio tuo, e tu hai usato una pietà assai rossa in mezzo a me per far salvare la vita. Non ci farà mai a meno fu in coppa immonda prima che la disgrazia potesse arrivare e mi facesse morire. Vire che sta città è assai vicina perché mi potesse nascondere là dentro, e questa è una cosa piccerella che ti sto domandando. Lascia che potesse fuggire là in coppa. Non è una cosa poca quella che la dimanda, e così la vita mia sarà salva. E chi le rispondette dicendo: o vicana, io t'ho già accontentato pure sta cosa, non farà smantellare quella città che tu hai scivata, ma raccomando, fa presto, fuitene, là, perché non posso fare più niente, sino a quando tu non sarai arrivato là dentro, perché questa che la città si chiama Zoar. O sole stava spuntando quando Lot arrivava in da città di Zoar, e all'intrasato il Signore facette piovere a cielo, coppa città di Sodoma, in coppa città di Gomorra, o zurfo e o fuoco. Facette zuffunare quelle 2 città e tutta quella schianata, abbruciando tutta la gente che si verinda a quella città e tutte l'erba della campagna. La moglie Lot invece saputai per guardare rete e diventai una statua di sale. Abramo, prima mattina, se ne 30 kg pizza, dove si era fermato innanzi al Signore,
si mettette a guardare Sodoma e Gomorra, l'angoppa e tutta quella stesa era schianata, e vedette che un fumo che saliva rinda a terra, era come un fumo in una fornacella. A così Dio, quando zuffunnai che la città era schianata, si ricordai Abramo e facette fuori a lotta in quella sventura. Veramente zuffunnava che la città a due lotte aveva alloggiato. Origine dei Moabite e Ammonite. Poi Lot partette a Zora e segnette alloggiare in coppa e mondo, insieme con quelli due figli del soio, perché sapeva paura se fermare a Zora. E fissai da mora soia, rindanu caragongelo con quelli due figli. E tanna figlia più rossa ricetta la piccerella. O padre nostro è fatto vecchio, e non ci sta nessuno, uomo, in questa terra che si potesse unire con noi, secondo la usanza di tutta la terra. Vieni, imbriaghiamo il padre nostro, e poi mettiamoci rindoliette suoi, così faremo nascere la discendenza del padre nostro. Che la notte facette una brega buono padre allora, la figlia più rossa e se niente a cuccare insieme con il padre. Ma chi se non se ne adunai, né quando che se ne jette a cuccare, né quando che se su sette a rindoliette suoi. Un giorno appresso, a più rossa ricetta quella più piccerella. O viccan, io ieri sera mi sono cuccata vicino a Padova. Ubriacammola pure stanotte e vatte pure tu a cuccare in doliette sole. A così faremo assistere la discendenza del padre nostro. Pure che la nottata facette imbriacare vino o padre loro, e più piccerella se ne a cuccare insieme con il padre. Eppure stavolta il padre non se ne adunai, né quando che si aiuta a cuccare vicino a essa, e manca quando che si era susuto. A così che i due figli di Lot non manettano prene per bere il padre loro. A più grosso sgravai un figlio e lo mettette a nome Moab. Chisti o padre tutte le Moabite che esistono in Sina oggi. Pure a più piccerella sgravai un figlio e lo chiamai o figlio del popolo santo. Chisti e o padre dell'Ammonite che esistono in Sina all'epoca nostra.